Qui dove oggi c'è la campagna, domani ci sarà una città, anzi il cuore della Vicenza che verrà. L'Arena degli eventi, concerti rock, grandi spettacoli e poi sport, innanzitutto il nuovo stadio. C'è un grande parcheggio di interscambio che sarà costruito in maniera molto forte, e ci sarà una revisione della viabilità. Lo stadio sarà uno stadio da 20.000 posti, ma non sarà solo stadio, sarà un'arena degli eventi, quindi dovrà essere già strutturato per poter accogliere anche grandi concerti rock, grandi manifestazioni popolari. La giunta di Achille Variati ha stretto un accordo con la società Vicenza Futura, un mosaico di imprese vicentine che costruiranno il nuovo tempio del calcio bianco-rosso. Dovrà essere collegato alla stazione ferroviaria della SFMR, quindi diventerà un nodo importante. Sono previste anche chiaramente attività legate al fitness, allo sport, al commercio, a residenzialità, ricettività, intorno al fenomeno stadio, sport, movimenti, quindi diventerà un luogo che avrà anche altre attività. I privati si sono anche impegnati a demolire a loro spese il vecchio e glorioso Stadio Menti. Al suo posto nascerà il polo tecnologico. Vicenza oggi non è più quella di ieri.